Ascolta, nonna, invece per il matrimonio ti ricordi se c'erano gesti e parole che si facevano come versi, versus? Ma tu mangi sempre con la gente che viene apposta, ma che uno non deve pianare verso lei, ci getta sa benedizione, preparando il runto su spaventa in genugai, quando usciamo, spaventa sa grugi, sa benedizione. E c'erano parole apposite oppure ognuno diceva un po' quello che si E quello che gli sentiva? veniva di buon augurio, no? E questo lo Di facevano. donare una vita lunga, di essere una vita coniugale, però altro Dio è vero non dice che di andare a questa zia che ha avuto questo matrimonio e spicciò che hanno di ascoltare. E te la ricordi? Sì, Ce la vuoi dire? sì. Di hanno di che fatto un genugai, fatto sa gruce e tutte le cose che hanno fatto pesare, hanno imbucando s'apposento, Dio ti oni non è contento. Piga che dire sé, Dio ti oni non è pregè. E se in domo due, Dio ti assista di un'anima vita lunga. E quindi questa era stata la suocera? No, suocero non ne aveva Ah, né babbo né mamma avevano. Ma poi a primo, sa mamma e suo babbo di Savimia non andavano a questo matrimonio. non andavano. No, andando 8 giorni dopo, lui invitato a pranzo, e suo babbo e sua mamma non mi di sposo. E invece i Zarrunzuzu? I sarunzu i samugando de ammoino da punao bem. Gli si era fatto sa gruce, gli si era fatto sarunzu, è stato dopo che gli si è fatto pesare, gli si hanno questo verso. Quindi i Zarrunzuzu duzia da Sì, Ghetauso sì, già prima. gettavo. E questo era entrando a casa dopo il matrimonio. Sì. Di tiri i Zarrunzuzu. Dico sempre. Però fate io sa gruce di aici non è che ne gli danno un po' buono spiccio di augurio su là. Mi piace di quando gente che conoscevo su delle, si votava bene con tutti. Poi però non posso andare, non siamo ancora sì. Ascolta, e come li preparavi? Come li prepari? E prima si gattava su trigo, un baghetto di sale, segno di saggezza, e frorisi. E prima che poi nient'altra cosa, pure questi gentili, cosa io, a trullori, mi misturava, addirittura che tanta amendola. Ma poi, io non la potevo ragattare, prima non tenevo trigo, tenevo gattato arroz, e un po' di caproli, e poi avevo sale, sostegno di sale. Il sale tu lo mettevi sempre? Sì, dicono, non è un segno di saggezza, non lo so.